È via Zampieri, in quartiere San Lazzaro a Vicenza, il teatro dell'ennesimo incidente mortale. La vittima si chiamava Giuliano Bettio, 73 anni e residente in zona. L'uomo è stato travolto da una vettura guidata, pare in modo spericolato, da un 48enne. Il suo corpo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. La punto guidata da un 48enne del Vicentino, proseguendo la sua corsa nel quartiere, era stata inseguita da alcuni cittadini. Poi, all'arrivo della polizia locale, il conducente è stato fermato. Poco prima dell'investimento mortale si era già fatto notare. Io abito qui, quindi vedevo dalla terrazza, più che altro ho sentito una macchina che correva a tutta velocità, sgommava, e poi l'urto secco, senza nessun tipo di frenata. Nel momento in cui mi sono sporto ho visto la persona per terra e la macchina che scappava. La zona di domenica sera è normalmente meno frequentata che durante la settimana, essendovi le sedi di una banca, della posta, dell'Agenzia delle Entrate e di altri uffici. Sull'asfalto restano i numerosi segni dei rilievi delle forze dell'ordine e un'estesa macchia di sangue, ora velata dalla sabbia, a testimonianza della violenza dell'impatto. Sulla dinamica indaga la polizia locale, che deve verificare anche le condizioni psicofisiche dell'automobilista, per il quale si profila l'accusa di omicidio stradale.